Signore e signori, buonasera e benvenuti alla presentazione e introduzione della mostra fotografica per Andrea Zanzotto, in cui potrete vedere fotografie di Graziano Arici. Ringrazio in particolare la signora Marisa Zanzotto, che è qui presente, e Graziano Arici, che appunto danno la testimonianza l'uno anche dell'affetto per l'Istituto Veneto e Graziano Arici della sua partecipazione molto sentita, alla vicenda di Zanzotto, perché le fotografie che vedrete sono veramente molto belle. I fotografi, come tutti gli artisti, se non si offende per essere chiamato artista, hanno questa capacità di vedere oltre, no? di sentire oltre che vedere, e quindi le immagini risentono anche molto della partecipazione emotiva che il fotografo traduce nelle sue immagini. Zanzotto era caro all'istituto, nel senso che è una personalità che, a parte essere stato socio per alcuni anni, ma poi era stato nel 2006 nominato socio onorario. Questa qualifica si dà soltanto a poche persone. Attualmente ci sono 2 soci onorari, oltre a Zanzotto che è deceduto. E nella presentazione del nostro collega Cesare Galimberti è molto interessante, molto bella, e se mi permettete, spero di non rubare il mestiere a nessuno, ma di leggere alcuni passi di questa motivazione, della proposta a far diventare socio onorario Andrea Zanzotto. Dice, la ricerca nelle raccolte della maturità si definisce come disperata speranza di salvare le apparenze incantate delle cose da un intrinseco sfacelo, reso ora più minaccioso dalla pressione dello snaturante progresso tecnologico. Queste sono cose che avete, immagino, letto spesso, anche citazioni sui giornali, perché è la parte finale, della sua vita. Mi piace ricordare che in occasione dei suoi 90 anni un titolo di giornale di un articolo diceva «Versi di carta vetrata nel tempo dell'oblio». È un'immagine molto interessante, perché la sua poesia era graffiante, non dava a dire a nessuno, aveva questa capacità di sintetizzare in maniera molto efficace dei sentimenti profondi. E un altro elemento che appunto Galimberti aveva delineato è la ricerca poetica, ricerca in cui appunto il poeta ricorre a mezzi estremi, piega il linguaggio a prove via via più ardue, passa di libro in libro a un plurilinguismo sempre più complesso e sfruttando ogni possibile risorsa dei significanti. Questo è un altro aspetto di Zanzotto. Se voi prendete i libri diversi troverete una attenta, continua ricerca di questi metodi, di questi mezzi espressivi. E poi l'altro aspetto, che è ben delineato anche nella mostra, è lo stretto rapporto che legava Zanzotto alla terra veneta, alla sua terra, le parole dell'infanzia, i luoghi dell'infanzia, i sentimenti dell'infanzia. E questo viceversa in una persona che era coltissima, che aveva un grande respiro europeo, che aveva una personalità che certamente non era limitata al borgo nativo. E ultimissimo, una citazione di Fernando Bandini, anche un altro importantissimo studioso, che ha indicato tra i testi che echeggiano più volte in Zanzotto, che secondo lui esprime anche nelle sue poesie una ricerca quasi disperata dell'assoluto, diceva Bandini che echeggiano più volte in Zanzotto le parole di Paolo ai Corinzi: conosciamo infatti imperfettamente e imperfettamente profetiamo, vediamo per adesso in modo confuso come in uno specchio. Ecco, mi sembra che tutti questi elementi che erano nella proposta di socio onorario per Andrea Zanzotto possano essere utili anche nel far echeggiare
ricordare in ciò che noi abbiamo letto di lui queste caratteristiche salienti della sua produzione letteraria. Evidentemente la perdita di Danzotto è stata una perdita enorme per la cultura veneta, ma non solo per la cultura veneta, e per tutti noi, per chi l'ha conosciuto. Quindi rinnoviamo alla signora che è qui presente il nostro cordoglio per questa perdita tanto grave. Prima di passare la parola al dottor Matteo Giancotti, che vi parlerà appunto di Danzotto, desidero ricordare che la mostra, che poi vedrete, è stata realizzata grazie al contributo dell'assessorato alla cultura della Regione Veneto, e quindi a loro va certamente la gratitudine per aver realizzato questa piccola ma molto bella mostra che vedrete fra poco. Allora cedo la parola al dottor Matteo Giancotti dell'Università di Padova, che appunto vi parlerà un po' di Danzotto. Grazie. Devo ringraziare l'Istituto Veneto che mi permette di dire qualche parola, niente di più, di affetto in onore del poeta Andrea Danzotto. È un affetto che si è sentito diffusamente presente tra tutti nei giorni immediatamente successivi alla sua morte. Si è sentito presente non solo negli amici, negli specialisti, nei lettori delle poesie di Danzotto, ma anche tra le persone che probabilmente non lo avevano mai letto, ma condividevano molto da vicino le sue ultime prese di posizione in pubblico su argomenti molto interessanti e molto attuali, quali appunto la tutela del territorio e dell'ambiente. Ecco, c'era proprio la sensazione nei giorni immediatamente successivi alla morte che si fosse accusata la perdita di un bene comune, di una persona a cui tutti guardavano come a una guida, come quasi fosse ritenuto in un certo senso l'ultimo baluardo di civiltà. Devo dire che anche non vedendolo, ma sapendo che c'era, si aveva un senso di sicurezza inconscia, come quello, posso immaginare, di un figlio che avverte la presenza di un padre vicino da qualche parte, sa che c'è, è più sicuro. Ecco, ma è soprattutto delle foto di Graziano Arici che dobbiamo parlare oggi, dopo questo piccolo preambolo sentimentale. Ecco, di queste foto io tecnicamente veramente non so dire nulla, se non che sono molto importanti dal punto di vista documentario, che sono belle, che sono molto belle, e che molte di esse sono anche toccanti dal punto di vista emotivo. Credo che questa cinquantina di scatti possa dare una idea sintetica ma abbastanza equilibrata dei due lati della personalità, del carattere e della personalità letteraria di Andrea Danzotto. Uno è il lato, devo dire, meno noto, quello relazionale, sociale, anche conviviale, perché no? L'altro invece è il lato secondo il quale siamo più abituati a pensarlo, il lato intimo, domestico della vita quotidiana a Pieve di Soligo e nei dintorni. Per quanto riguarda il primo aspetto, credo che chi non avesse avuto modo di avere notizie sulla vita di Danzotto prima degli ultimi decenni, potesse anche credere alla favola secondo la quale non si era mai mosso da Pieve di Soligo. Poco più di una favola, interessante, bella, però poco più di una favola. Per esempio, il numero di una rivista uscito recentemente, Autografo, ha messo in luce con importanti lettere di Danzotto
il fatto che Zanzotto alla fine degli anni 40 si recava spessissimo a Milano, per esempio, frequentava abitualmente Milano, dove incontrava poeti e intrecciava relazioni letterarie con poeti come Alfonso Gatto, Vittorio Sereni e che tra l'altro gli fece conoscere Eugenio Montale. Ecco, poi a Milano ci sarebbe andato a lungo, fino ancora agli anni 70, parecchie volte, era tra l'altro consulente editoriale di Rizzoli e questo suo pendolarismo tra la barbarie, tra virgolette, pievigina, rurale, dove viveva, e la metropoli civilizzata di Milano è anche oggetto di una sua poesia ironica e autoironica che si chiama Miracolo a Milano e alla fine fa così: 3 volte all'anno milanese divengo, dunque storico, umano, funzionale mi tengo. Ecco, qui non sono documentate queste fasi così antiche, per così dire, ma non vediamo Sereni, Gatto o Montale, vediamo invece Zanzotto negli anni 60 a Conegliano. Conegliano, che era un centro vitale di attività che fervevano sia per merito dell'Associazione degli Scrittori Veneti, sia per il premio letterario Silver Café, a entrambe delle quali attività sovrintendeva come nume tutelare un medico umanista, Nino Dalla Zentil, che è spesso ricordato da Zanzotto con gratitudine e con amicizia. Ecco, lì a Conegliano lo vediamo in foto del 61-62 con Ungaretti, per esempio, che era stato uno dei suoi primi miti. Il poeta, tra l'altro, che aveva accompagnato Zanzotto come mentore, o addirittura Zanzotto aveva detto padrino, quasi fosse una cresima, a un importantissimo convegno del 54 tenutosi a San Pellegrino, dove scrittori affermati presentavano giovani poeti o narratori. Lo vediamo insieme, oltre che con Ungaretti, e con Comisso, Giovanni Comisso, lo scrittore trevigiano che per Zanzotto rappresentava un ideale di arte, di letteratura serena, classica, pagana, intatta dalle grandi inquietudini del Novecento che invece avevano ammorbato tutti gli scrittori, Zanzotto compreso. Lo vediamo anche con Piero Chiara, che si aggiudicò proprio nel 62 l'edizione del premio Silver Café. Lo vediamo poi più avanti, in anni più recenti, anni 90, con i grandi della letteratura mondiale, anche a Venezia o ancora a Conegliano. Lo vediamo con Saramago, con Ginsberg, Luzzi. E con i grandi della letteratura mondiale veramente Zanzotto, anche non vedendoli, cioè in presenza o in assenza, aveva continuato un suo lungo dialogo intrecciato per decenni. Ecco, potremmo con una provocazione dire che non ci sono in questa mostra foto di Zanzotto con Virgilio o con Foscolo o con Leopardi, però fantasiosamente potremmo immaginare che ci siano, perché a vedere, a leggere gli scritti critici, i saggi sugli autori che più Zanzotto amava, si ha proprio l'impressione, lui stesso la confermava, si ha proprio l'impressione di una scrittura di avvicinamento a un colloquio che Zanzotto intesseva con questi autori per approfondire le ragioni del proprio amore nei loro confronti, ecco, fossero vivi o morti, presenti o assenti. Era una grande comunità letteraria, universale, perché era di Pieve di Soligo, ma le sue antenne recepivano segnali da qualsiasi parte del mondo. Ecco, in quelle foto degli anni 60, se mi è permessa una nota un po' che potrebbe sembrare maliziosa, ma non lo è, vediamo uno Zanzotto per noi stranamente robusto, addirittura pingue, roseo, ecco, non so come dire, rispetto a come siamo abituati a vederlo nelle immagini più recenti. Mi verrebbe da dire che forse in quegli anni frequentava con più assiduità la mensa rustica e ricca del suo amico contadino Nino Mura, al quale ha dedicato gli indimenticabili colloqui con Nino, raccolti in un libro stampato dalle Grafiche Bernardi qualche anno fa.
Ecco, certo, colpisce invece al confronto con le foto di questi ultimi anni la sua figura più recente, molto, e il suo viso, il suo volto molto levigati, affilati, quasi direi da un corpo a corpo o da una lotta d'amore con la poesia che Zanzotto aveva condotto per lunghissimi decenni, per tutta la vita, e che l'aveva provato anche a livello nervoso, come lui stesso diceva, ammetteva. Ecco, aveva detto una volta che per lui la poesia, fare poesia era come spingersi in un baratro in cui nessuno vuole entrare. E ancora di aver cercato la poesia nelle carenze del sistema nervoso che stanno tra un tutto e un nulla. Ecco, anche per questo corpo a corpo costante con la poesia che provava il sistema nervoso e che l'ha condotto tra l'altro a risultati altissimi, non toccati da altri autori, avevamo l'impressione, vedendolo negli ultimi anni, di ritrovare nel suo volto quasi una incisione della poesia, un volto veramente istoriato dalla poesia. Era diventato l'icona della poesia, specialmente dopo che in Italia se n'era andato da qualche anno Mario Luzzi, che era un altro grandissimo uomo rappresentativo della poesia italiana. Ecco, le foto scattate a Pieve di Soligo in diverse sessioni del 99 o più recentemente nel 2011 ci ricordano, dicevamo, uno Zanzotto che ha vissuto prevalentemente nella dimensione, ma non solo, prevalentemente nella dimensione domestica, intima, della sua casa e del suo paesaggio. Ecco, si parla per questo del suo cosiddetto isolamento, ma veramente bisognerebbe parlare di una mezza solitudine che come termine era stato coniato già da Diego Valeri, cioè dal primissimo maestro di Zanzotto all'Università di Padova negli anni 40. Valeri che è in un certo senso il campione di certi atteggiamenti e di modi di vivere dei letterati in Veneto. Certo non sono tutti uguali, ma alcuni si assomigliano. Diceva Valeri queste parole che immagino a Zanzotto sarebbero suonate familiari: si sa che nella mezza solitudine e in un discreto silenzio si lavora meglio che nel frastuono di crocicchi metropolitani o nel Cafarnao delle fiere. Ecco, in questa mezza solitudine Zanzotto ha passato la maggior parte del suo tempo, non per desiderio di isolamento, ma per desiderio di autonomia e di responsabilità individuale delle scelte poetiche e dell'arte. Peraltro chi l'ha conosciuto sa che non era affatto il misantropo che a volte le cronache letterarie ci hanno dato da conoscere. Non era burbero, al fotografo ha regalato diversi sorrisi, il fotografo è stato bravissimo a coglierli, forse perché non sono poi così numerosi, ma sono quei sorrisetti scaleni, un po' scentrati, un po' ambigui, non del tutto certi, di cui lo stesso Zanzotto parla in una sua poesia che si intitola Milano Bagutta. Ecco, vale la pena di dire questo anche per ribadire che Zanzotto non era rinchiuso nel suo ego, ma rispondeva alle persone e rispondeva al mondo, e questo è un fattore di differenza per un uomo, per una esistenza. So per certo perché ho raccolto diverse testimonianze che poteva capitare una cosa del genere. Parecchi giovani estimatori che lo amavano, che lo stimavano, gli mandavano delle lettere confuse che esprimevano il loro amore, il loro desiderio di conoscerlo. E succedeva spesso che Zanzotto telefonasse a queste persone sconosciute, che un giorno, tirando sul telefono, sentivano una voce che diceva «sono Zanzotto» e rimanevano del tutto sconcertate. E capitava che Zanzotto ci perdesse dei quarti d'ora con questi sconosciuti, recitando loro anche delle primizie, dei versi inediti, degli epigrammi. Ecco, ultimamente, le foto lo documentano, mi pare, o forse solo un'impressione, il suo sguardo aveva perso un po'
in fulmineità quello che però aveva guadagnato in mansuetudine, in calma. Credo che si veda bene confrontando le sessioni del 99 con quelle ultimissime del 2011. Ecco, era come se lo sguardo avesse perso un po' un focus preciso, perché tendeva sempre a inquadrare qualcosa che stava di là e non era veramente ben definito. Stefano Dal Bianco, che ha scritto una bellissima Laudatio funebre, ha detto questa cosa suggestivamente, ha detto che l'ultimo Zanzotto, lo Zanzotto degli ultimi 10 anni, era quasi un secondo Zanzotto, che vedeva tutto da una distanza molto più ampia e con una serenità che forse, non l'ho conosciuto così bene, ma che forse non aveva avuto nel restante periodo della sua vita. Una serenità di fondo, dice Dal Bianco, con la quale dava del tu agli dèi, e gli dèi erano nel paesaggio. Ecco, di questa serenità in equilibrio, tra un qui e ora sempre più perturbante per lui, e un oltre che è sempre più vicino alla sua manifestazione, credo che le foto di Graziano Arici siano una testimonianza straordinaria. Vi ringrazio.